Emergenza spaccate a Padova, la polizia ferma il presunto responsabile, si tratta di un tunisino irregolare in Italia. In 24 ore i carabinieri di Padova hanno chiuso il cerchio sulla sparatoria notturna a 2 passi da Prato della Valle, i manetti un albanese, la gestione dello spaccio di droga, il possibile movente. Olimpiadi invernali del 2026, ieri sera a Buenos Aires l'ufficializzazione del CIO, Cortina Milano tra le candidate, il governatore Zaia si sta scrivendo la storia. Allarme rientrato dopo il sospetto cedimento del ponte sul tagliamento tra Friuli e Veneto, tecnici ANAS al lavoro a Vidor per installare dei sensori sul ponte per analizzarne la stabilità. Ad un anno dal referendum per l'autonomia, la Lega Veneta in festa il 21 e 22 ottobre a Treviso, atteso nella Marca il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Protesta di alcuni attivisti questa mattina a Cafarsetti, hanno occupato la sala del Consiglio Comunale con striscioni e scatoloni per dire stop agli sfratti. Nel 55esimo anniversario della tragedia del Vajont, cerimonia di commemorazione a Longarone, al termine i rintocchi di quella campana che la furia delle acque portò via dal campanile del paese. I titoli dell'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque una svolta nelle indagini per le spaccate, poco meno di 40 che hanno interessato negozi e bar del centro storico di Padova. La polizia la scorsa notte ha fermato il presunto responsabile, si tratta di un 40enne tunisino irregolare in Italia. I dettagli nel nostro servizio d'apertura. È arrestato un cittadino tunisino che riteniamo l'autore di gran parte delle spaccate che sono venute in centro ai danni del servizio commerciale in questo ultimo periodo. È un pluripregiudicato tunisino di 40 anni, irregolare sul territorio italiano, già ospite del carcere Due Palazzi di Padova per spaccio di stupefacenti e più in generale con una lunga sfilza di precedenti, l'uomo che probabilmente ha tenuto sotto scacco un'intera città con un'impressionante serie di spaccate a cadenza quasi quotidiana negli ultimi 2 mesi, un caso che era diventato di livello nazionale. Come ci si è arrivati? Con la vecchia polizia, la polizia fatta da persone che hanno esperienza, che hanno la conoscenza del territorio, che parlano con i pregiudicati, avvalendosi dei vecchi metodi della polizia, cioè i pedinamenti, le osservazioni, la ricerca capillare, precisa delle fonti di prova, delle tracce. I sistemi di videosorveglianza, anche privati, hanno consentito di riconoscere in diversi filmati la stessa persona con gli stessi indumenti, spostarsi in bicicletta nei luoghi e negli orari di alcuni colpi. Il suo punto d'appoggio era un appartamento in zona Chiesa Nuova. Da tempo era sorvegliato speciale, poi la polizia ha deciso di chiudere il cerchio. Siamo intervenuti perché colleghi che erano appostati ci hanno segnalato alle radio: guardate che sta correndo in bicicletta con la testa girata indietro, cioè lui guardava se era seguito. Ecco che abbiamo deciso, bene, lo blocchiamo perché se si fosse spostato di quel luogo dove si era rifugiato non avevamo neanche più un posto da cui partire, perché non sai dove trovarlo essendo clandestino. L'avevamo trovato seguendolo, abbiamo trovato dove dormiva e perdere quell'obiettivo per noi sarebbe stato veramente catastrofico. E dopo questo arresto la città di Padova tira un sospiro di sollievo. Il dovere di elogiare i ragazzi, perché i ragazzi hanno sempre dimostrato impegno e quindi, ecco, voglio dire, non credo che nessuno di noi che siamo esseri fallaci, esseri che possiamo fare i nostri errori, meriti di essere diciamo, definito come persone che hanno sottovalutato un problema. Poi possiamo fare gli errori, possiamo indovinare, possiamo ingarrare come tutti, ma mai noi non sottovalutiamo un problema. Così il questore di Padova che loda i suoi uomini e al contempo si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Complimenti all'operato delle forze dell'ordine arrivano da più fronti. Anche la prefettura in una nota esprime soddisfazione per quella che sembra la chiusura di un periodo nero per la città. Anche le associazioni di categoria esprimono soddisfazione. Il presidente di Confesercenti Nicola Rossi avverte di non abbassare la guardia. Tra non molto distribuiremo, ha detto in una nota, una guida per commercianti ed esercenti sui temi legati alla sicurezza. Anche il sindaco Giordani, che ha voluto partecipare alla conferenza stampa in questura, ha espresso la sua soddisfazione. Sono venuto solo per fare i complimenti al questore e ai suoi uomini. Ho sempre avuto fiducia in loro, so che hanno passato nottate intere a lavorare, c'erano una decina di macchine tra carabinieri, polizia, finanza,
per cui era chiaro che prima o poi lo prendevo. Sono contento, ha detto che non è l'unico, c'è qualche altro, spero che almeno sia attenuato il fenomeno, perché Padova è una città sicura e tranquilla. Detto il questore, io ho fiducia nelle istituzioni, punto. E in 24 ore i carabinieri sempre a Padova hanno chiuso il cerchio sulla sparatoria notturna nei pressi di Prato della Valle, in manette un albanese, la gestione dello spaccio di droga, il possibile movente. In poche ore siamo riusciti a dare un nome e un volto a questa persona che si è resa protagonista di un fatto veramente grave nel cuore di Padova, sparare contro una vetrata di questo negozio di kebab, sparare all'altezza uomo soprattutto, quindi il suo intento era sicuramente quello di ammazzare. Ha sparato per uccidere, dicono i carabinieri. Il foro del proiettile di quella notte di terrore sotto le cupole della Basilica di Santa Giustina è ancora lì, sulla porta d'ingresso di un locale. Un'indagine lampo dei carabinieri ha stretto le manetti ai polsi di un albanese di 38 anni. L'arrestato sarebbe arrivato davanti a questo bar assieme a 2 connazionali in via di identificazione, riconoscendo 3 tunisini che prima, ha detto, lo avevano aggredito a pugni e bottigliate. Ha esploso un primo colpo in aria, il secondo verso il locale dove era rimasto un tunisino che è riuscito a scappare attraverso un cortile interno. La spiegazione che lui ha dato è di aver reagito a un'aggressione da parte di questi nordafricani e in questo sono in corso ulteriori approfondimenti, anche perché riteniamo che questo episodio possa essere maturato in un ambito di traffico di stupefacenti. Dall'abitazione dell'uomo sono spuntati 110 grammi di cocaina, 11 di marijuana, 9 telefoni cellulari, un manganello telescopico e quasi 22.000 euro in contanti ritenuti provento di attività di spaccio. Ma le indagini dei carabinieri continuano anche sul fronte spaccate con l'ausilio dei RIS di Parma. Noi già da diversi mesi stiamo facendo un'attività di analisi e mettendo in campo diversi uomini e mezzi che ci hanno consentito di segnalare alla Procura 7 sospettati ai quali con la finalità di comparare i loro profili DNA con quelli repertati in sede di sopralluoghi. Tra i vari sospettati c'era anche il cittadino tunisino che è stato fermato dalla questura. A Mestre, controlli dei carabinieri che hanno rintracciato e arrestato l'autore della rapina ai danni di una tabaccheria. I controlli del territorio volti al contrasto del traffico di stupefacenti messi in campo dai carabinieri della compagnia di Mestre hanno consentito di rintracciare un volto noto alle cronache degli ultimi mesi. Quasi un anno fa un 19enne di Mestre con un complice aveva rapinato un cittadino straniero e si era reso responsabile di un furto messo a segno alla tabaccheria Moro di Marghera. Per quei fatti il giovane era finito in carcere, poi ai domiciliari. Nei giorni scorsi il Tribunale di Venezia ha emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione per la condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi di carcere. Martedì sera il 19enne è stato rintracciato a Mestre, dichiarato in stato di arresto. Dopo gli accertamenti di rito, il ragazzo è stato definitivamente portato a Santa Maria Maggiore. Un'auto scaraventata contro la vetrata di un negozio di moto a Cornuda in provincia di Treviso. I ladri sono stati messi in fuga dall'allarme, danni e rabbia dei titolari. Sono le 4 del mattino, un boato, poi la vetrata che finisce in frantumi. Un'auto, un Audi Q5, è stata lanciata contro il negozio DF Moto di via Commercio a Cornuda. 3 probabilmente i malviventi che hanno agito con il volto travisato, ben organizzati. Prima hanno tagliato la recinzione che delimita il negozio di scarpe che si trova accanto, forse nel tentativo di rubare un furgone dove caricare le moto, ma non hanno pensato all'allarme che è scattato immediatamente. Circa alle 4:30 è suonato l'allarme, mio marito è corso qua e abbiamo visto praticamente la macchina ancora in moto che aveva tentato di sfondare la vetrata e i rapinatori sono sfuggiti a piedi e basta, dopo sono arrivati i carabinieri, e hanno tagliato la rete di fronte, hanno scassinato il cancello e buttato giù la vetrata con una macchina. Tra l'altro diceva non è l'unico colpo che hanno tentato stanotte. No, hanno fatto anche più avanti qua alla Consum, hanno svuotato praticamente i furgoni, forse gli servivano gli attrezzi per rompere la rete e scassinare il cancello a noi. In pochi minuti il titolare ha raggiunto il negozio, l'auto abbandonata lì, ancora in moto. I 3 ladri sono fuggiti a piedi facendo perdere le tracce. Diversi danni, oltre alla vetrata, anche alcune moto che sono state travolte dalla macchina. Danni, portato via niente, però danni sì, fastidi, tanti. L'auto utilizzata per la spaccata è risultata rubata la notte prima all'autosoccorso Boldrin di Padernello, l'esasperazione dei titolari. Che impressione ha fatto arrivare qua?
Beh, io non sono venuta direttamente, io sono venuta la mattina, è venuto solo mio marito, però insomma, da capelli dritti. Lavori una vita e dopo 25 minuti ti fanno un caos. I carabinieri di Montebelluna stanno ora indagando, sono stati già acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Un principio di incendio ha interessato questa notte il centro culturale Altinate San Gaetano a Padova. Le fiamme hanno interessato una centralina elettrica al piano dove è in corso una mostra dedicata alla Grande Guerra. L'impianto antincendio è entrato subito in funzione spegnendo il fuoco. La mostra resterà comunque chiusa per alcuni giorni. Olimpiadi invernali del 2026, ieri sera a Buenos Aires l'ufficializzazione, Cortina-Milano tra le 3 città candidate. Il presidente Zaia, soddisfatto, dice si sta scrivendo la storia. Un applauso liberatorio, sono le 20:10 ora italiana quando a Buenos Aires la sessione del Comitato Olimpico Internazionale approva le candidature di Cortina Milano, Calgary e Stoccolma come possibili città organizzatrici per i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Una formalità certo, ma ora il sogno diventa ancora più concreto. Si sta scrivendo una pagina di storia, siamo nella short list, è una svolta strepitosa ed emozionante per un'Olimpiade che diventerà endemica per tutta la montagna veneta, non solo per Cortina, le cui ricadute positive avrebbero effetti per decenni. Così il presidente della regione Veneto Luca Zaia, dopo l'ufficializzazione, avversari difficili, rispettabili ma non insuperabili, aggiunge Zaia, motivo per cui da oggi a settembre 2019, quando sarà decisa l'assegnazione, non dobbiamo sprecare un minuto, lavorare con energia e concentrazione, facendo squadra per centrare l'obiettivo, costruendo un dossier sempre più dettagliato e raffinato, tessendo relazioni positive e dando ai tecnici del CIO la totale collaborazione per le loro visite alle strutture. Il rapporto sulle 3 città è stato sottoposto all'Assemblea dal vicepresidente Juan Antonio Samaranch, il quale ha sottolineato che ci si trova davanti a 3 candidature solide in città che hanno strutture efficienti e grande esperienza di organizzazioni di eventi internazionali. Inoltre, ha aggiunto, tutti i progetti sono impostati sulla base delle linee guida delineate nell'Agenda 2020. Grande soddisfazione anche da parte del sindaco di Cortina Giampaolo Ghedina. Grazie al CIO, dice, che ha apprezzato la nostra candidatura, e al CONI che ha creduto in noi. Ora ci aspettiamo una risposta positiva anche dal governo. Nelle prossime settimane nelle città candidate, dunque anche in Lombardia e Veneto, arriveranno i tecnici del CIO per le ispezioni nelle strutture che dovrebbero ospitare i Giochi Olimpici. Ispezione questa mattina sul ponte di Vidor, primo atto concreto per accertare lo stato del manufatto. Fiduciosi gli amministratori locali che ribadiscono necessario costruire un nuovo ponte e a finanziarlo deve essere lo Stato. L'ispezione su ciascun pilone, poi la posa di sensori che consentiranno di monitorare lo stato di salute del ponte sul Piave. Finalmente a Vidor si muove qualcosa. Su sollecitazione della Regione, in mattinata, con buona pace di automobilisti e camionisti in coda, il ponte è stato parzialmente chiuso al traffico per consentire ai tecnici dell'ANAS di effettuare l'ispezione, primo atto concreto dopo il dibattito che si è scatenato sul manufatto all'indomani della tragedia di Genova. Questo è già un buon punto di partenza, perché vuol dire che c'è una certa sensibilità da parte degli enti superiori o quelli che hanno l'incarico di sorvegliare questi ponti o queste strade. Quindi noi finalmente siamo un po' più fiduciosi di prima, vediamo che qualcosa si muove. L'ultimo intervento di manutenzione sul ponte, che malgrado il nome che porta ricade sui territori di Valdobbiadene e Pederobba, risale al 1980, avendo più di un secolo e sostenendo a oggi una mole di traffico impressionante, 25.000 veicoli al giorno, è un sorvegliato speciale. Speriamo, anche alla luce del recente interessamento del governatore Zaia, in un riscontro che possa muovere i primi passi per fare i primi interventi di messa in sicurezza di questo ponte. Io spero che il ponte sia solido intanto, questo mi aspetto, che i rilievi siano corretti, che la gente possa passare con tranquillità. Abbiamo tantissime persone che ci chiamano, che ci chiedono come è strutturato il ponte e che solidità, che anche sicurezza ci dà. Io devo cercare di dare le cose vere. Con questi dati speriamo di avere dei dati certi e speriamo che siano sicuri, sicuramente che la sicurezza ci sia. Importante che l'attraversamento sia sicuro, ma prima di dare avvio a un eventuale cantiere le 3 amministrazioni sono unanimi nel chiedere la costruzione di un nuovo ponte con tutte le opere di collegamento alla rete esistente che risolva a 360 gradi il problema della viabilità dell'area. Immaginate se questo ponte dovesse essere chiuso per oltre un anno per magari lavori di manutenzione, cosa potrebbe accadere. Per questo ci battiamo per una viabilità
viabilità alternativa definitiva, che è proprio quella del nuovo ponte. Una cinquantina di milioni di euro le risorse necessarie. Gli amministratori guardano per questo ai rappresentanti del territorio che siedono in Parlamento. Intanto, dopo i controlli di ieri pomeriggio, è rientrato l'allarme sul presunto dissesto statico del ponte sul tagliamento tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Stamane ANAS è intervenuta sul rialzamento di una mattonella di un giunto di dilatazione che generava vibrazioni. A generare vibrazioni non era il cedimento strutturale del pilone centrale del ponte, ma il sollevamento della mattonella di un giunto che oggi è stata riparata. Il ponte sul tagliamento gode di buona salute, ma come ha insegnato purtroppo la tragedia del ponte Morandi a Genova, è meglio non scherzare col fuoco. E quindi bene hanno fatto i cittadini che martedì hanno dato l'allarme che ha fatto alzare il livello d'attenzione per la sicurezza del manufatto fra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il personale di ANAS ha eseguito il sopralluogo che ha scongiurato qualsiasi pericolo di cedimento parziale del pilone centrale del ponte, come in un primo momento i cittadini avevano temuto. Oggi sempre ANAS ha eseguito l'intervento per la sistemazione della mattonella del giunto di dilatazione. Il traffico non è stato bloccato e sul ponte il transito è stato regolato a senso unico alternato con qualche disagio alla circolazione. Sul posto hanno lavorato i vigili di San Michele al tagliamento di Latisana con i pompieri di Udine e Venezia e le squadre di Latisana e Portogruaro. Le ispezioni continuano nell'ambito di un progetto di monitoraggio dei ponti che coinvolgerà tutte le strutture di competenza ANAS in Veneto. Tra le novità l'installazione in modo diffuso su tutta la rete di sensori per controllare il comportamento dell'opera tramite sensori gestiti da un algoritmo a intelligenza artificiale che segnala le anomalie che necessitano di approfondimenti conoscitivi. Sono già in funzione le prime applicazioni condotte in via sperimentale anche con la collaborazione di università e aziende del settore, mentre sono già in corso le procedure di appalto con cui si potranno realizzare le prime installazioni diffuse. Una scolaresca tedesca è stata soccorsa nel pomeriggio mentre stava transitando sul Monte Baldo nel Veronese. È intervenuto il SUEM e il soccorso alpino. In particolar modo un'alunna dei 22 studenti è apparsa in evidente stato di stanchezza ed è stata portata all'ospedale di Peschiera del Garda. Ci fermiamo adesso per pochissimi istanti di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con la politica, perché ad un anno esatto dal referendum per l'autonomia la Lega del Veneto si riunisce per la festa del partito a Treviso, atteso anche il ministro Salvini. La Lega del Veneto è pronta a riunirsi per la festa nazionale del partito il 21 e 22 ottobre nell'ex area Pagnossina Treviso. La domenica sarà la giornata del sindaco di Treviso Mario Conte e degli eurodeputati Bizzotto e Scottà. Per lunedì invece è atteso a Treviso il ministro Salvini. 1 o 2 giorni in cui i vertici leghisti si riuniranno per discutere dei temi caldi del momento, tra questi quello che più sta a cuore ora ai veneti, ovvero l'autonomia. Non a caso infatti il secondo giorno della festa accadrà proprio il 22, ad un anno esatto dal referendum. Lunedì ci sarà Luca Zaia con Matteo Salvini, con tutti i parlamentari a Roma per dare un manforte a questo passaggio importante dell'autonomia con il governo centrale, con un ministro dell'interno, per un confronto, diciamo chiaramente amichevole, proprio sull'autonomia per far valere le ragioni del Veneto. 12 mesi dopo è tempo di un bilancio per un percorso che, spiega D'Arè, sta andando avanti. L'autonomia muove i primi passi grazie ai nostri ministri Stefani e naturalmente a Fontana. Vogliamo cambiare le regole, vogliamo dare questa autonomia soprattutto alle regioni come il Veneto, che sono le regioni trainanti. Il passaggio è difficile, bisogna farlo in maniera graduale, ci sono cose che si possono fare subito, ci sono cose che vanno fatte a tempo debito e naturalmente con la copertura economica. Sala consigliare del Consiglio Comunale di Venezia occupata questa mattina da alcuni attivisti. Buongiorno a tutti, nella giornata internazionale Sfratti Zero come Movimento per il diritto all'abitare nella città di Venezia abbiamo deciso di venire al comune, di mettere uno striscione che recita basta sfratti, qui abitiamo, qui restiamo.
Gli attivisti dell'Assemblea Sociale per la Casa hanno occupato la sala del Consiglio Comunale di Cafarsetti. Una manifestazione ha scritto su Twitter il leader dei No Global Tommaso Cacciari contro lo spopolamento e l'arroganza delle affittanze turistiche. Venezia vuole vivere all'hashtag basta sfratti. Noi l'anno scorso, nel 2017, abbiamo visto in città una richiesta di quasi 3.000 richieste di sfratto, che significano quasi 8 al giorno, di cui 3 sono effettive, sono sfratti esecutivi, in una città che però, diciamo così, continua a perdere abitanti, e una città che vede invece l'incremento sempre più alto della presenza turistica, no? Sono più di 20 milioni all'anno i turisti che attraversano questa città. Questo ci interroga sul fatto che questo mercato turistico così tanto grande in realtà non ridistribuisce affatto ricchezza a un tessuto abitativo veneziano, al tessuto di residenti veneziani, altrimenti questo grande spopolamento non verrebbe giustificato. Gli sfratti in questione, si evidenzia, sono i più trasversali, ma riguardano anche casi disperati. Ci siamo trovati ad affrontare casi di una popolazione veramente eterogenea, cioè passiamo da madri single con figli che, appunto, non avendo più la solidità di un nucleo familiare con doppia entrata, si trovano a non poter più affrontare o a pagare il mutuo che magari stavano pagando, quindi arriva il pignoramento della casa e via discorrendo, oppure anche persone molto anziane che da 50 anni vivevano in un alloggio in affitto e si ritrovano appunto con la finita locazione, oppure non si trovano più in condizione di poter pagare l'affitto, che viene ovviamente portato ai prezzi del mercato attuale. Quindi diciamo che la popolazione che soffre questo è veramente eterogenea. In più ci sono appunto gli sfratti da alloggi ATER, no? come ricordavi, quindi da questi alloggi pubblici. Questo secondo noi è assurdo, pensando semplicemente a quante unità sono alloggi effettivamente vuote, proprietà di ATER. Durante la protesta, comunque pacifica, sono intervenuti i vigili urbani e gli agenti della Questura di Venezia. A 55 anni di distanza dalla tragedia del Vajont, ieri sera a Longarone, cerimonia commemorativa. È la campana della vecchia chiesa di Longarone, portata via dalle furie delle acque prima che potesse lanciare i rintocchi del pericolo imminente. Campana che è diventata uno dei simboli di quella tragedia accaduta 55 anni fa alle 22:39 del 9 ottobre 1963. Distrutta anch'essa dalla valanga di acqua e fango precipitata dalla diga del Vajont, è stata ostinatamente ricostruita con tutti i suoi frammenti come simbolo della vita che nonostante tutto è continuata. Vite spezzate e vite sopravvissute che non dimenticano. Pensavo che fosse un temporale all'inizio, si batteva le imposte e io mi sono salvato in camera, su in alto. E c'è chi a distanza di più di mezzo secolo non ha ancora il coraggio di raccontare. Ricordo tutto, però non mi piace ricordare perché è una cosa talmente personale, talmente intima e una esperienza che non mi piace raccontare, non l'ho raccontata neanche ai miei figli. E gli attimi di quel disastro nel corpo e nell'anima di questa gente sono raccontati da questi oggetti, in quel luogo del ricordo che è l'entrata del cimitero di Fortogna, dove riposano i resti dei 1910 morti causati dall'avidità dell'uomo. Dobbiamo cercare di far capire che il Vajont deve insegnare qualcosa, invece sembra che non insegni proprio nulla. E il Ponte Morandi, che un attimino io ho voluto mettere, diciamo così, in raffronto al Vajont, è un altro Vajont, è un simbolo dell'incapacità e della non volontà di verificare, di controllare, di gestire la cosa pubblica nella maniera in cui deve essere gestita. E ieri sera protagonisti diretti e indiretti non sono mancati alla veglia di preghiera, che continuerà negli anni e nei racconti di chi c'era, perché chi ci sarà non possa dimenticare. Il Vajont deve insegnare tante cose, deve insegnare soprattutto che la natura è più forte del desiderio umano di fare quello che vuole e che comanda lei e non gli uomini. Cioè, era un paese che si è trasformato in un disastro. E ora ci spostiamo a Rovigo, dove sono stati presentati nuovi macchinari di ultima tecnologia in dotazione
la nostra unità operativa di oculistica, il nostro ospedale di Rovigo può diventare un punto di riferimento non solo provinciale ma di valenza anche regionale ed extraregionale. È un arricchimento per l'intero sistema sanitario regionale oltre che del Polesine. 2 laser oculistici di ultimissima generazione. Le nuove acquisizioni dell'azienda ULSS 5 Polesana rappresentano un enorme salto di qualità tecnologica nelle prestazioni offerte ai pazienti. La piattaforma laser che abbiamo recentemente acquisito viene utilizzata essenzialmente in 3 ambiti terapeutici. Innanzitutto la chirurgia rifrattiva, cioè i pazienti che hanno la volontà di voler rimuovere gli occhiali che utilizzano tutti i giorni, la chirurgia della cataratta e la chirurgia del trapianto di cornea. Cosa cambia rispetto a prima con questi macchinari? Questi macchinari consentono di ottenere un grado di precisione delle diverse manovre chirurgiche che assolutamente la mano umana non è in grado di replicare. Questo comporta quindi alla fine un grande beneficio per la capacità visiva del paziente. L'acquisizione è frutto della sinergia dell'ULSS 5 Polesana con la Fondazione Cariparo, che ha stanziato un contributo di 950.000 euro. Vuol dire che lavoriamo nell'interesse dei cittadini della nostra area. E allora fornire delle attrezzature all'avanguardia che prima non c'erano rappresenta innovazione e dà un sollievo alla popolazione del Polesine che ha bisogno magari di certi trattamenti e di certe, così si evita anche di trasferirsi perché si è costretti a fare qualcosa in un altro ambito. Nel 2017 l'oculistica polesana ha effettuato 40.000 prestazioni assistenziali, tra cui 5.000 interventi chirurgici ad adulti e bambini. L'oculistica dell'ospedale di Rovigo ha una lunga tradizione, ovviamente è un elemento di garanzia di qualità e di efficacia per i cittadini, per gli utenti che hanno bisogno di queste prestazioni. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Lieve instabilità sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di giovedì 11 ottobre. Sul Veneto il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, tuttavia con qualche pausa soleggiata. Non si escludono dei locali rovesci sulle province occidentali e inoltre su quelle meridionali della nostra regione, ma la tendenza sarà per un miglioramento. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime comprese invece tra 18 e 21 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sulla nostra regione andrà decisamente meglio, ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 11 e 13 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, anche in questo caso ci sarà più spazio per qualche schiarita al mattino, nel pomeriggio invece sarà possibile qualche temporale a carattere sparso un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 17 e 20 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.